Ma noi facciamo il percorso dal grano al pane, fanno le pagnotte e dopo le cuciniamo, se le portano a casa, quello è una roba che sono felicissimi. Oppure la giornata del contadino, mi seguono e fanno quello che fa il contadino la mattina con gli animali. Quelle elencate da Nicola sono solo alcune delle attività che l'agriturismo Papaveri e Papere propone come fattoria didattica, una realtà nella provincia veneziana che ha dato il via ad un speciale fine settimana di incontri. La tradizionale giornata aperta delle fattorie didattiche istituita dalla Regione del Veneto e rivolta alle famiglie si è proposta quest'anno con una nuova formula, 2 giornate, la prima dedicata esclusivamente agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, premiata in questa occasione anche la seconda edizione del premio Fuoriclasse, organizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Abbiamo premiato tutti i progetti fatti dalle scolaresche assieme alle fattorie didattiche, quindi parliamo soltanto di bambini ma anche di scuole superiori, ma soprattutto anche facendo partecipare insegnanti e anche persone, aziende agricole che portavano all'interno delle classi alcuni progetti specifici, quindi dalle api alle coltivazioni alla zootecnia. Questo è molto importante perché fa sì che i bambini e i ragazzi si rendano conto di quello che è il mondo reale legato all'agricoltura, quindi insomma un'esperienza bellissima che ormai da 20 anni ci vede sul pezzo, ma il premio Fuoriclasse ha soltanto 2 anni, quindi abbiamo la volontà proprio di implementarlo, perché da questi progetti nascono tante cose. Pensiamo all'uso dell'acqua potabile, no? Alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua, insomma tramite questi progetti cerchiamo anche di creare quelli che sono gli uomini e le donne del futuro. Obiettivo del progetto Fuoriclasse è avanzare attività innovative di educazione civica che sottolineino l'importanza della collaborazione tra il mondo agricolo e quello educativo. Vogliamo lavorare con i bambini sul portare a scuola la fattoria, sul portare a scuola il mercato cittadino e sul vivere con loro tutte quelle esperienze che possono essere riferite al prendersi cura degli altri e di se stessi. I bambini vivranno l'esperienza dell'andare al mercato, sono bambini che vengono dalla provincia e quindi arrivano in città perché la nostra scuola è una scuola in pieno centro storico e quindi avranno la possibilità di vivere il mercato ma di viverlo anche a scuola con le bancarelle e con la possibilità di acquistare i prodotti del territorio direttamente a scuola. Un'attività, quella delle fattorie didattiche, sempre più vivace nel territorio veneto che conta ben 449 realtà iscritte all'elenco regionale. Abbiamo scuole tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Cominciano ad aprile, il boom è da aprile a giugno, chiusura delle scuole. Didattica vuol dire trasmettere delle emozioni. Anche lo stesso percorso ogni volta diventa un percorso diverso in base a quello che ti viene chiesto dai bambini.